Dottor Roberto Cantileno, chissà come ci sorprenderà questa sera, con quale argomento. Lui vive, abbiamo detto, a Milano, ma è nato qui, cresciuto qua e il suo cuore è a Noto. Sì, dunque un fatto di cronaca mi ha commosso tanto che ho dovuto scrivere qualcosa. Quanti anni hai, Roberto? 70, 60? 86. 86. Io ho il contrario dei tuoi anni, cioè 68. Dunque, signori, scusatemi, ma dovevo scrivere questa poesia. Era un sabato sera del mese di luglio, ore 22. Mamma, esco, vado in discoteca con le mie amiche. Domenica ore 2. Potreste anche rispondere. Domenica ore 4. Vuoi rispondere sì o no? Domenica ore 6. Che vuoi, mamma? Come che vuoi? Avresti dovuto telefonare prima. Mi sto divertendo un sacco, mamma. Non ti preoccupare, sto tornando a casa. Domenica ore 8. Ore 7, scusate. Toc, toc, toc. Chi è? I carabinieri. I carabinieri. E che volete? È successo un incidente, signore. No! 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 Alcuni giorni dopo il padre. Rosalba, Rosalba, tinnisti, senza poter dire addio a Tomasi, figlia unica tu fusti, soli nella sasti, mai visti donna più addolorata di Tomasi, niente e nessuno la potia confortare. Pita strada maledetta, tu sicura guidavi. All'improvviso un animale autostrada attraversava. Forte fu la sterzata che fuori strada ti ittavo. E a scheggiaro parabrezza no dovietto si infilavo. Un cuore generoso all'altri donasti, a così da fare vivere un'altra persona. Io vorrei sapere questa fortunata, perché potessi tanto ir a trovare e continuano poco potere restare. Ma nessuno sa che ha avuto dolore. Meglio così non sapere che sapere e vivere di sospiri. Tanto non sappiamo unire da trovare in paradiso assieme agli angeli a pregare. Grazie. Mi vuoi spiegare? Non si inventa nulla, normalmente chi scrive di qualcosa realmente accaduto. L'incidente finisce poi con un trapianto, a quel che ho capito, no? C'è tutto il suo cuore generoso ad altri. Prima di morire lei aveva già donato i suoi organi futuri. Aveva dichiarato di donare i suoi organi. L'incidente è successo dove? È successo a Ziano Piacentino. Io per ovvie ragioni ho un po' creato però per la privacy. Però ho trovato esprimermi in siciliano, pensi. Ho visto. Un fatto accaduto al nord è come se fosse accaduto qua. Ho provato anche a scriverla in italiano, ma non dice niente. Esatto. In siciliano mi commuove. Sì. Mi commuove. Sì. Grazie, dottor Roberto Cantileno. Grazie a voi. Nuzzo Maria Pina Stucchi.